13 le persone risultate positive al coronavirus su un totale di 1715 controllate con i test rapidi tra operatori e ospiti delle comunità a vocazione sociale della ULSS 3 Serenissima. L'esito dei 13 risultati positivi verrà ora confermato dal tampone già effettuato e in via di refertazione. Il monitoraggio su 73 comunità dove sono ospitati disabili, minori, soggetti con disturbi psichiatrici e con dipendenze. La nostra presenza nelle comunità che accolgono queste categorie, comprese le giovani mamme in difficoltà, ha spiegato il direttore generale Giuseppe Dalben, è in primo luogo un segno di attenzione a queste categorie deboli che non vanno dimenticate, ha detto. Il monitoraggio dell'ULSS 3 Serenissima nelle comunità sociosanitarie sul fronte della prevenzione al contagio dal virus proseguirà anche nei prossimi giorni, quando saranno sottoposti a verifica anche i singoli operatori che in questi giorni non erano in servizio o che non hanno potuto effettuare il test.